scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri. Quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi, perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare, sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche, diciamo, serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia, anche nel mio settore ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come miglior istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini! Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce.
Grazie della vostra presenza. Io sono Riccardo Barbisan, sono un consigliere regionale. Questa sera ho il grande onore di essere qui, di portarvi anche i saluti dell'intero Consiglio regionale, perché questa manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale in questa 4ª edizione, e siamo anche molto felici come Consiglio di constatare come dei giovani di questa città abbiano deciso di voler contribuire all'approfondimento culturale, alla crescita culturale della loro città, alla crescita economica, che facciano parlare di loro per il loro impegno e non facciano parlare di loro per altre cose. E siamo veramente orgogliosi di patrocinare questa manifestazione, arrivata alla 4ª edizione, che vogliamo accompagnare così anche per il futuro. E oggi parleremo con i nostri ospiti per circa un'oretta di come curare l'informazione. Permettetemi solo prima di ringraziare gli sponsor, coloro che permettono a questa manifestazione di esserci e di offrire questi momenti così importanti. Informatica Service, Banca della Marca, Amati Sempre Associazione ed Ema Pubblicità, a cui va il nostro ringraziamento, perché molta parte di quello che vedete è grazie a loro e grazie ai volontari e questi splendidi ragazzi che hanno deciso di impegnare il loro tempo in questo modo. E ho con me 2 grandi professionisti, 2 grandi giornalisti, anche noti al grande pubblico. Io ho dovuto riassumere brevemente la loro biografia. Marcello Foa, giornalista, scrittore per oltre 20 anni al giornale, presidente della RAI dal 2018 al 2021, autore tra gli altri del libro Gli stregoni della notizia, oggi ancora editorialista, commentatore politico, saggista, autore, e da poco ha intrapreso una nuova iniziativa editoriale della quale magari poi, se vorrà, ci parlerà. Con noi c'è anche Giorgio Gandola, giornalista, opinionista, inizia alla provincia di Como tanti anni fa come giornalista, nel 1989 passa al Giornale con il grande Indro Montanelli, che ha conosciuto, con cui ha lavorato per molto tempo, ma anche Marcello l'ha conosciuto, caporedattore, e poi direttore del quotidiano La Provincia, poi direttore del famosissimo Eco di Bergamo, e oggi ancora collabora con Panorama e con La Verità. Allora, il tema che andiamo ad affrontare non è molto semplice, perché come curare l'informazione è un tema che, insomma, diciamo, per fortuna abbiamo solo un'ora, se no potremmo andare avanti non so quanto, ma intanto mi siedo, perché così, se no sembro di avere manie di protagonismo. È la prima parola, la prima domanda che mi viene in mente e che vorrei, alla quale voi rispondeste magari con una battuta, con un motto. Qual è lo stato di salute? Che diagnosi fareste oggi del giornalismo italiano? Iniziamo in ordine alfabetico. No, inizia Marcello Foa, prego. FG per forza. Innanzitutto grazie, per me è sempre un piacere venire qui a Conegliano, che vedo un po' così da quando era in fasce, e mi sembra di capire che di edizione in edizione diventa sempre più importante, con ospiti sempre più rilevanti, e questo è bellissimo. E tra l'altro con una particolarità: di solito sono i giornalisti che intervistano i politici, e qua invece abbiamo un politico che intervista i giornalisti. Per questo però ci sta, vedremo. Poi allora siete i giudici di un esperimento che, se va bene, magari ci invertiamo i mestieri. No, scherzo, ovviamente. No, allora, purtroppo lo stato del giornalismo non è, segna così un ricovero quasi da cure intense, se vogliamo continuare la metafora con la cura, perché purtroppo assistiamo già da molti anni al declino di una professione
al declino dell'autorevolezza delle grandi testate che un tempo segnavano l'opinione pubblica, all'impoverimento economico, perché oggi chi fa il giornalista non guadagna più come guadagnava un tempo, ma anche e soprattutto culturale, perché oggi purtroppo il giornalismo diventa sempre più una macchina che deve seguire i ritmi incessanti dell'era digitale ed è sempre meno quella coscienza critica, anche coraggiosa ma intellettualmente onesta, che è indispensabile in democrazia. Dunque è una dolorosa constatazione, perché questo che noi stiamo vivendo è veramente un male per noi tutti. Giorgio Gandola. Ti rubo il microfono. Buonasera a tutti, grazie. Io ho in mente due frasi. La prima è di Dino Buzzati: racconta, non fare il furbo. Lui aveva questa frase scritta in un post-it sulla macchina per scrivere, il genio del giornalismo italiano, uno dei più grandi in assoluto del Novecento, e lui voleva ricordare a se stesso, ogni volta che metteva nel carrello il foglio bianco, questa frase: racconta, non fare il furbo. E cosa vuol dire non fare il furbo? Vuol dire non mettere la tua opinione personale in modo viscerale, non servire ai poteri forti, non essere schiavo di nessuno. Guarda i fatti e descrivili. Il lettore non è sciocco, il lettore sa capire cosa c'è dietro un fatto, e se non riesce a capire lo aiuti, ma lo aiuti raccontando questo fatto. Questa è la prima frase. La seconda frase è: stiamo verificando. 2 settimane fa Sigfrido Ranucci in televisione, pieno scandalo per la grazia a Nicole Minetti, disse che, in un programma TV, disse che anche il ministro Nordio era stato nel ranch di Cipriani in Uruguay con appunto un'alea di mistero e di scandalo sessuale. Il ministro telefonò in diretta e smentì clamorosamente questa notizia, dicendo che lui in Uruguay era stato per una missione internazionale del governo l'anno scorso, e non sapeva chi fosse Cipriani e chi fosse la Minetti. Ranucci disse: ah, va bene, ma noi stiamo verificando. Ecco, lui stava verificando, probabilmente si sta verificando ancora adesso, dopo aver dato una notizia che a quel punto non era una notizia, ma era una bufala al 100%. Quindi vedete queste due frasi: Dino Buzzati, racconta, non fare il furbo, e quest'altro, Ranucci, stiamo verificando. La storia del giornalismo italiano è racchiusa in queste due frasi, il declino del giornalismo italiano è racchiuso in queste due frasi. Se posso aggiungere, Ranucci però dopo correttamente ha rettificato e si è scusato, cosa che pochi giornalisti fanno, per cui è bene ricordarlo. Allora, almeno una volta all'anno sulla testa degli italiani piovono le classifiche sulla libertà di stampa a livello mondiale, no? E noi inermi e impotenti leggiamo che siamo come il Togo, il Ghana, a livello di qualche altro stato dove vige la dittatura e non la democrazia, e devo dire, da fruitore, da lettore, da persona che fa politica, insomma, per carità, certo ci sarà molto da curare, ma mi chiedo, ma siamo veramente a questi livelli? Oppure c'è qualcosa dietro che noi comuni mortali non riusciamo a capire? Prego. Ma come tu? Perché poi tu... Comincio io, sarò brevissimo perché stiamo parlando con l'ex presidente della RAI, per cui mi sembra che sia un argomento in cui lui può essere assolutamente dominus. Beh, io non lo so, perché siamo 49esimo posto, secondo la classifica mondiale appunto anche di Reporter Senza Frontiere, però i parametri sono 4, quelli che ci riguardano. Il primo è ingerenza politica, quindi eccessivo controllo e influenza della politica sui vertici e sulle nomine della RAI e dei media finanziati dallo Stato. 2, querele bavaglio,
l'uso intimidatorio di querele temerarie da parte dei potenti per diffamazione contro giornalisti, con conseguente poi effetto di autocensura per i giornali, perché se arriva una querela appunto da 10 milioni di euro, chiaramente il giornalista che mediamente non è in grado di risponderne e difficilmente gli editori in una fase come questa della vita editoriale e del paese sono in grado di metabolizzare una spesa del genere, beh, ci stanno attenti e magari appunto cercano di non andare a creare più problemi di quanti in realtà non sarebbe necessario crearne. Terzo tema, minaccia della criminalità organizzata, che in Italia esiste anche altrove, non solo in Italia, ma da noi è un fattore, quindi la presenza di organizzazioni mafiose e gruppi criminali che intimidiscono i cronisti. Questo è un'altra causa in quella classifica negativa, e la concentrazione editoriale, la quarta motivazione. Cioè, il mercato dei media è dominato da pochi grandi editori e gruppi privati che limita il pluralismo dell'informazione. Quest'ultimo secondo me è abbastanza vecchio, perché con la vendita del gruppo Gedi, lo spacchettamento del gruppo Gedi, quindi Repubblica all'Armatore Greco, La Stampa e altri giornali ad altri editori, la concentrazione non è più così un fattore clamorosamente negativo, però c'è stata. Sempre Montanelli diceva meglio avere un padrone sicuro definito con un volto che averne 15 sconosciuti. Lui parlava perché il padrone era Berlusconi, il padrone del giornale, e a difesa proprio della libertà del giornale avere un padrone solo. Invece il Corriere in quel periodo, c'è il famoso patto di sindacato di Mediobanca e di proprietari, ne aveva 15 se non 20, e quindi lì sembrava che il Corriere fosse il massimo della libertà editoriale. In realtà sotto banco passava di tutto. Foa, siamo davvero messi così? Io sono molto scettico su queste classifiche, perché a seconda dei parametri che tu adotti puoi far dire o collocare un paese in cima o in fondo alla classifica. Per mia esperienza, io ho fatto per tanti anni l'inviato speciale all'estero, da presidente della RAI ero un membro dell'EBU, che è l'European Board Association Union, scusate, che racchiude le TV pubbliche europee e si estendeva anche a altri paesi asiatici, nordafricani, eccetera. Per cui ho frequentato i consessi in cui le TV e i media si confrontano. Ebbene, i problemi che poi venivano ammessi soprattutto a tavola, cioè nel senso, quando tu poi hai un po' di confidenza con il direttore della BBC, di France Television, del CDF, della RDE o del giapponese, della TV pubblica giapponese, a quel punto uscito dal convegno in cui solitamente nei convegni c'è un po' una rivalità formale, in cui tutti un po' ripetono le solite frasi, era che tutti i giornalisti che lavoravano nel servizio pubblico, i vertici, avevano un problema di dialettica, chiamiamola così, col potere politico. E la situazione era, da noi l'Italia è peggio, perché io lo so per esperienza personale ovviamente, voi sapete che la RAI di fatto è nominata dai partiti politici, che nominano 6 consiglieri su 7, all'estero ci sono delle tutele maggiori, però alla fine se tu vuoi rimanere al vertice della TV pubblica difficilmente puoi andare contro il primo ministro o il presidente o il cancelliere. Secondo, bisogna andare oltre queste classifiche per dire chi le finanzia, con quali finalità, perché attenzione, dietro a questi organismi internazionali ci sono dei massicci investimenti non dichiarati di parte di gruppi di potere che vogliono spingere una determinata agenda. Allora, negli Stati Uniti, che noi sentiamo citati come modello di giornalismo libero, indipendente, eccetera, scusate, io non vedo molta differenza con l'Italia. E ne avete la controprova. Vi davano la Hillary Clinton, parliamo del 2016, vincitrice alle elezioni, unanimità, e ha vinto Trump. Davano Trump perdente 2 anni fa e ha vinto. Hanno taciuto in maniera clamorosa su Biden, che aveva seri problemi cognitivi,
ed era evidente a tutti, ma nessuno osava scriverlo, fino a quando poi non perse clamorosamente il dibattito TV con Trump. Hanno sostenuto ogni forma di guerra e di propaganda voluta in maniera arbitraria e scriteriata dalla Casa Bianca, sia con presidenti democratici sia con presidenti repubblicani. Allora vi dico, scusate, ma se questa è la stampa libera che dovrebbe essere un contropotere, siamo sicuri che la nostra sia così indietro? Il problema è che tutta la stampa occidentale ha perso quella sua funzione critica a cui accennavo nell'intervento precedente, e dunque abbiamo un problema che è generale, non riguarda soltanto l'Italia. Ecco perché io dietro a queste classifiche ci vedo delle intenzioni malevole, poi magari se cambia la maggioranza in Italia, ecco che l'Italia improvvisamente risale nella classifica, perché ora, che vi piaccia o no il governo Meloni, non voglio qui aprire questo dibattito, però dal punto di vista della gestione dell'informazione io non vedo grandi differenze col governo, anzi col governo Draghi c'era unanimità sconcertante. Vi ricorderete le conferenze stampa bulgare, no? In cui i giornalisti dicevano omaggiamo Presidente, meno male che lei è qui perché altrimenti non sappiamo, non se ne vada, resti con noi, cioè, cose che veramente, la pausa preventiva, entrava in sala e, ma non, allora, però a quell'epoca l'informazione in Italia non era un problema, adesso è un problema, e dunque il consiglio che vi do è diffidate, diffidate, diffidate. E allora continueremo a leggerle, perché ce le faranno vedere, ma le leggeremo con queste avvertenze. Ma a proposito di classifica, ogni tanto ne leggiamo delle altre, no? Sulle copie, le copie cartacee vendute dai vari giornali. Allora c'è il 90% dei quotidiani che scendono, ce n'è qualcuno che sale, qualcuno che resta. Ed è un dibattito che c'è ormai da una decina d'anni, che ne sarà della carta stampata. Io mi ricordo che quando mio padre comprava, non prendetevela, comprava il Corriere della Sera, non so se faceva bene o se faceva male, era grande così, sarà che io ero piccolino, poi hanno iniziato a ridurre i centimetri quadrati delle pagine, poi hanno iniziato a ridurre il numero delle pagine, insomma alla fine... costi, anche questo legato ai costi, alla raccolta pubblicitaria, eccetera. Credo che una domanda però che ci facevamo 10 anni fa possiamo farcela ancora. Tra 10 anni leggeremo ancora i quotidiani e ci sarà ancora qualcuno che va in edicola a comprarli o che sarà abbonato? E poi su questo crinale la televisione come è messa? La televisione che fa informazione? Prego. Vado io? Sì. Allora, fra 10 anni. Tanto per cominciare, suo papà aveva perfettamente ragione, caro Riccardo, perché il Corriere della Sera era un grande giornale. Il declino della carta stampata è chiaramente anche il declino dei grandi giornali italiani. Però la domanda non era esattamente questa, quindi guardiamo avanti fra 10 anni. La carta stampata sarà sempre più un prodotto di nicchia. Non voglio dire come il vinile perché significa che tornerà come modernariato, no, sicuramente no. La carta stampata resisterà ancora, sarà sempre più di nicchia, ma avrà, come io mi auguro che continuerà ad avere, come ha adesso, la facoltà, la capacità, la forza di dettare l'agenda alla televisione e addirittura al web e ai social. Quello che viene pubblicato ogni mattina dai grandi giornali italiani, grandi in termini proprio di storia più che di numeri ormai, viene ripreso immediatamente da tutte le televisioni, diventa quasi scaletta dei telegiornali e diventa materiale sul quale poi si commentano queste notizie sui social e vengono riprese senza l'intermediazione dei giornalisti dai social stessi, per poi tornare in una specie di gioco al massacro all'interno dell'edizione del giorno dopo dei giornali. Quindi è una specie di cortocircuito che parte dalla carta stampata e che probabilmente continuerà a partire dalla carta stampata, sempre meno
importante, sempre meno potente, sempre meno decisiva in termini di quantità e anche di qualità, ma sempre al centro del dibattito sull'informazione. Sì, oggi la carta stampata, vedete, ci sono sempre meno edicole, qui un tempo uno usciva e ogni 300 metri aveva un'edicola, oggi ce ne sono sempre meno, per cui è inevitabile che i giornali su carta tenderanno a diminuire. Sopravviveranno per l'effetto rassegna stampa. Oggi i giornali hanno ancora un peso importante perché i politici leggono la rassegna stampa ha l'effetto di lente di ingrandimento. Allora, io quando ero presidente della RAI la ricevevo per la RAI, esce un articolo su un giornale che parla di te e ti sembra che sia una cosa gigantesca, poi magari non ti rendi conto che quell'articolo è stato scritto da Il Foglio, ad esempio, che è un quotidiano che ha una tiratura ridicola ma molta influenza dentro il palazzo, e per cui l'effetto è: oddio, adesso tutta Italia parleranno male di me, cambia la mia reputazione. In realtà poi ti rendevi conto che il 99,9% degli italiani non se n'era accorto per nulla, e poi hanno questo effetto di ridondanza che è ancora importante. Però così non si reggono i giornali col tempo, e dunque oggi è evidente che chi investe nell'editoria lo fa perché vuole avere un ritorno di immagine e di influenza sul potere politico, e questo spiega perché anche i giornali siano sempre più partigiani, sempre più schierati, oppure sempre più fintamente neutrali, e che va un po' a erodere, come dicevamo prima, quella che deve essere la funzione critica. Sa che Giorgio ed io siamo entrati nell'89, lo stesso anno siamo cresciuti sotto l'ala protettiva di Montanelli, questo sentimento di essere moderati ma intellettualmente coraggiosi ci è entrato nel sangue, e invece oggi vediamo tantissima strumentalizzazione, costante strumentalizzazione, e la televisione sta conoscendo lo stesso tipo di declino che ha conosciuto i giornali, e questa affermazione forse vi sorprenderà, però io, sia da studioso sia da presidente della RAI, avevo già notato ai tempi della mia presidenza dal 2018-2021 nonostante, a parte il periodo del Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, allora gli ascolti andarono alle stelle perché chiaramente si guardava tutti la televisione, però finita l'emergenza il trend ribassista è continuato e continua oggi. Vi faccio un esempio: quando c'era la famosa trasmissione Portobello di Tortora, veniva vista, cos'era, il martedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio, sera, non mi ricordo più che giorno fosse, da 25 milioni di italiani, e all'epoca eravamo cinquantina di milioni, cioè il 50% della popolazione italiana guardava una trasmissione. E la sera gli italiani, quel famoso slogan che fece Berlusconi, corri a casa in fretta, c'è un amico che ti aspetta, la televisione dominava, la guardavano tutti, la guardavano i bambini, la guardavano gli adolescenti, la guardavano gli adulti, la guardavano gli anziani. Oggi la televisione è vista costantemente solo dagli over 70, occasionalmente tra i 50 e i 70, e ormai in modo molto marginale dai ragazzi e dai giovani. Io quando faccio i corsi all'università chiedo sempre: voi guardate la televisione? La risposta è sconsolante. Questo cosa significa? Che il cellulare e internet ha cambiato le nostre fruizioni mediatiche di intrattenimento, e dunque la televisione, come televisione lineare che accompagna le giornate, che influenza l'opinione pubblica, si sta progressivamente asciugando. E oggi credo che in prima serata l'ascolto medio sia di 16 milioni, sono tanti, però se sono 60 milioni di abitanti significa che sono meno di un terzo. Per cui alla fine si asciuga. Infatti alcune trasmissioni, guardate quando vedete gli ascolti, share dell'80, 50, 60, anche Sanremo, l'ultimo Sanremo ha fatto 11 milioni, 12 milioni di telespettatori, tanti. Però se tu pensi su Sanremo 20 anni fa mobilitava 30 milioni di italiani, 40 milioni di italiani, cioè lo guardavano tutti. Oggi in diretta lo guardano sempre meno, c'è l'effetto anche qui di ridondanza, perché prendi i 2 minuti magari della lite oppure del cantante che ha fatto discutere eccetera, però la fruizione tradizionale della televisione continua a diminuire. E quando i pubblicitari si accorgeranno che fare pubblicità in televisione significa
parlare a un pubblico anziano che ha abitudini di consumo e non è più propenso all'innovazione, perché come è normale che sia, ecco che anche la televisione, che oggi ancora si fanno degli utili in televisione, probabilmente rischierà di perdere ulteriormente. La grande sfida per i grandi media è abbracciare la digitalizzazione, abbracciare un nuovo modo di fare giornalismo, essere consapevoli che la concorrenza dei grandi giganti americani del web, i famosi big tech, è enorme, e il servizio pubblico in particolare, che ovviamente conosco molto bene, avrebbe un grande ruolo, ma sta perdendo anche questa occasione. Dunque anche il futuro della televisione non è roseo. Prego, prego. No, c'è. No, va benissimo questo, sì. No, mi ero dimenticato per strada una cosa che secondo me è interessante trasferire alla vostra sensibilità. Per il filosofo Hegel la carta stampata era la preghiera laica del mattino, l'informazione poi in realtà era la preghiera laica del mattino. Cosa ha perso l'informazione quotidiana? Cioè proprio cosa abbiamo perso noi come cittadini con il declino della carta stampata? Abbiamo perso, diciamo, due pilastri. Il primo è la qualità nel peso specifico delle notizie, lo stiamo verificando, cioè, quella qualità si è anacquata, perché mi ricordo, noi avevamo, quando c'era solo la carta stampata, quindi il quotidiano edizione del giorno X e il quotidiano edizione del giorno dopo, quindi 24 ore di tempo. Ok, noi avevamo 24 ore di tempo per fare 7 operazioni in redazione: trovare una notizia, verificarla, scriverla, correggerla, elaborarla con eventualmente interviste, approfondimenti e quant'altro, titolarla e impaginarla. Cioè, l'ottava operazione era schiacciare il pulsante della rotativa e far uscire il giornale. 7 operazioni in 24 ore. Ora quelle 7 operazioni in teoria dovrebbero essere fatte sul web in un quarto d'ora. Voi credete che sia possibile? Voi credete che sia possibile farle tutte o qualcuna viene tralasciata, e farle bene? No, non è possibile, assolutamente, è inutile nemmeno provare, perché tra 24 ore e un quarto d'ora non c'è nessuna partita possibile. La seconda sconfitta è nella qualità della scrittura. Il giornale era un piacere, per quello diceva il papà, il Corriere della Sera allora, ma anche il giornale ovviamente, ma anche la Repubblica, c'erano delle firme clamorose, era bello leggerle non solo per le notizie che ci davano, ma per come ci davano queste notizie,